siamo noi il futuro e su di noi bisogna investire! Da Treviso a Padova, da Verona a Vicenza, da Rovigo a Venezia, gli studenti in migliaia sono tornati in piazza in Veneto come nel resto d'Italia per gridare al governo titolare della nuova ennesima riforma della scuola che questa non va bene. A Venezia la manifestazione ha vissuto momenti di tensione quando il corteo si è diviso evidenziando le due anime, quella degli studenti medi e quella legata al movimento No Global. Nella prossima riforma che vuole introdurre Renzi ci saranno 200 ore di stage obbligatorio e non pagato, che chi dovrà fare quelle scuole dovrà fare e noi ci ribelliamo a questa cosa. Quest'ultimo ha proseguito lungo l'Ista di Spagna dove è partita l'azione contro una sede della regione Veneto e alcune banche legate ad Expo 2015 con lancio di fumogeni, uova soda e spruzzi di colore. Sono inutili che a discapito di una lite di scuola diciamolo subito la regione, noi siamo colorati, come siete forti, basta che A Treviso gli studenti hanno manifestato lungo le vie e le piazze del centro storico, slogan e striscioni colorati, ma anche idee chiare. Questa riforma mira ad una lenta privatizzazione della scuola pubblica e non è altro che un proseguimento della stessa riforma Gelmini. Scuole che anche nella Marca lottano con la mancanza di mezzi e aule piccole mentre gli studenti chiedono di più. Chiediamo degli spazi in città in cui esprimerci, delle città vive, ma anche delle scuole aperte nelle quali poter dimostrare che siamo i cittadini del domani. Da Treviso a Padova, dove il grido della vera bellezza siamo noi, il corteo della rete media degli studenti, dopo aver attraversato le piazze, si è fermato in Prato della Valle, dando vita ad alcune assemblee. Noi siamo convinti che siccome la grande bellezza siamo noi studenti che vivono la scuola ogni giorno, sia necessaria questa componente per creare una riforma che sia efficace, costruttiva e ragionata per cambiare effettivamente il nostro sistema scolastico italiano. Con loro in manifestazione anche gli studenti universitari che hanno evidenziato alcune mancanze di questa riforma. Mancano dei passaggi fondamentali, manca un lavoro serio sull'alternanza scuola-lavoro, c'è il problema dell'inserimento dei privati nelle scuole. E da Padova parte un invito al Premier Renzi. Renzi incontraci, Renzi parla con noi siamo disponibili, quindi ben venga, siamo i primi a metterci in gioco.